Veneto Agricoltura ha appena pubblicato un'indagine sui consumatori di prodotti ittici della costa adriatica italiana. Siamo con Irene Gastaldello di Veneto Agricoltura che con altri colleghi ha curato questo report. E immediatamente chiediamo: ma cosa mangiano gli abitanti della costa adriatica italiana che vanno al ristorante? Beh, allora, crostacei e pesce bianco sembrano essere le categorie di pesce preferito soprattutto da coloro che consumano pesce fuori casa ma con scarsa frequenza, e questi abitanti si concentrano principalmente in Emilia-Romagna e nelle regioni del Triveneto. Per quanto riguarda invece i residenti nelle zone del centro Adriatico, il tipo di pesce preferito sembra essere proprio il pesce azzurro, però questi rappresentano la minoranza del campione, più o meno un 20% degli intervistati. E quante volte mediamente vanno al ristorante alla settimana o al mese? Esclusi i vegetariani, i vegani e coloro che ovviamente non consumano pesce, anche per ragioni legate al gusto personale, del 60% del campione solo uno scarso 24% risulta essere un consumatore abituale di pesce fuori casa, la restante parte invece consuma pesce raramente o per occasioni importanti, un 10% addirittura non consuma pesce per ragioni anche legate al prezzo. E quanto è importante il pesce azzurro? Purtroppo poco, infatti solamente coloro che consumano abitualmente pesce fuori casa sembrano preferirlo nei pasti, in locali, ristoranti e trattorie, e i motivi, ecco, di questo ruolo poco dominante nei pasti fuori casa sembrano essere le ragioni legate al gusto personale, ma anche la scarsa disponibilità del prodotto nei locali, soprattutto nelle regioni del Triveneto e dell'Emilia Romagna. Gli interessati ad approfondire l'argomento dov'è che possono trovare il report? Sul sito internet di Veneto Agricoltura, quindi www.venetoagricoltura.org.